No, invece se uno va a studiarsi la storia della destra, la destra politica e sociale dalla quale io arrivo, proprio per quanto riguarda il Veneto, potrebbe avere delle sorprese, nel senso che ancora negli anni 60 i primi raggruppamenti legati al movimento sociale, studenti e lavoratori, avevano il simbolo della fiamma tricolore con il leone di San Marco. Io che ha perso dopo. Eh? Io che ha perso. No, il leone Dai, di San scherzo. Marco è continuato io sono un fervente legato, diciamo, a San Marco per tanti motivi, ma anche dal punto di vista culturale. Però volevo anche dire che se uno va a vedere la storia, per esempio, della destra, addirittura del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante fu uno dei primi politici che presentò delle leggi sull'autonomia, per esempio, della provincia di Belluno. Quindi nella destra c'è sempre stato un forte sentimento che guardava alle riforme dello Stato, e io sono un convinto riformatore di questo Stato nel senso federalista. Il termine federalismo in questo periodo non se ne parla abbastanza, ma io sono qui per discutere. Ormai si è dimenticato, nel senso, una io volta invece era credo il cavallo... che la via del federalismo forse avrebbe permesso di ricavare quelle forme di autonomia che spettano al Veneto. Ecco perché io con l'Associazione Culturale Destra Veneta abbiamo costituito dei comitati per il sì, abbiamo fatto la nostra battaglia anche in controtendenza rispetto magari a chi era di destra e non la pensava come me. E quindi diciamo onore a chi comunque anche controcorrente crede che ci siano degli spazi da conquistare. Le battaglie, ovviamente l'autonomia si conquista e non si ottiene. Io ho l'impressione che purtroppo le ultime vicende anche governative dimostrino che anche la Lega si sta arenando, perché l'alleato grillino oggettivamente sta impedendo di fatto quel percorso che tutti auspichiamo, un percorso che dovrebbe consentire al Veneto di riformare il suo sistema delle autonomie, ma anche di rivedere poi l'intero sistema dello Stato. Io per esempio sono uno che è convinto che le regioni così come stanno vanno riadeguate a una visione diversa di quella che è, insomma, è la nostra geografia attuale.